fattore che ti rende unico. X è il segno di una scelta. X è mistero, X è trasgressione, X è sexy. X è un momento che non può aspettare. Fiat 500X è arrivata. Più grande, più potente e sempre pronta all'azione. Scopri il crossover Fiat disegnato, progettato e costruito in Italia. Provala in tutte le concessionarie Fiat. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita www.radiopadania.net. Nella pagina principale troverai un pulsante Donazione. Ti basta un clic e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su www.radiopadania.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Padania Libera. Diamo voce alla nostra gente. Va ora in onda Attenti a quei due. I'm sorry for the times that I made you scream, for the times that I killed your dreams, for the times that I made your whole world rumble, for the times that I made you cry, for the times that I told you lies, for the times that I watched and let you stumble. It's too bad, but that's me. What goes around comes around. You'll see that I can carry. You better not think that it's the first time that a man goes to sing when it's like my way. You reason for life that I'll love, I'll never be nobody's wife. I'm sorry for the time that I didn't come home, left you lying in the bed alone. I'm high in the sky with your feet at my shoulder. There's a stone hanging around my neck, say, but it's for a break my backseat. I gotta say what I feel for I grow older. Sorry, I ain't gonna change my ways. You got time, I'm still the same. I got to do it all my way. Yeah, it's too bad, but hey, that's me. What goes around comes around. You'll see that I can carry better not pain. Said it's the first time now that a man goes insane. Never spread my wings to embrace it for life. That I'll never be nobody's wife. What goes around comes around. You'll see that I can carry better now, pain. 'Cause that ain't the first time. Oh no, that a man knows this thing. But I'll spread my wings to embrace it for life. Love, I'll never be nobody's wife. Buongiorno e bentrovati ad un'altra trasmissione di Attenti a quei due, qui da Radio Padania Libera in via Bellerio, on air, Alessandro Branduardi alla Chiarella e Andrea Villadesio in diretta dallo studio numero 1, quello più importante, più grande, più prestigioso della nostra emittente radiofonica. Buon pomeriggio e buona Padania a tutti i nostri ascoltatori, ma anche a tutte le ascoltatrici. Soprattutto alle ascoltatrici. Certo.
Allora Alessandro, come è Caro andata Villa. questa settimana? Tutto bene? La tua malattia è passata o come la mia il mio- prosegue insistentemente? Il mio infortunio Eh? alla schiena è passato, peccato che sono stato, a furia di stare qui in questo lazzaretto qui di Radio Padania, che sono tutti ammalati, alla fine della fiera me l'avete attaccato anche a me, così il mal di gola adesso ce l'ho anch'io. Nel frattempo salutiamo un altro ammalato che sta dall'altra parte del vetro, il nostro regista Vincent De Maio. Buongiorno Vincenzo. Ciao Vincent. Curatevi. Sono Allora, stufo di venire qua a noi ci prendere delle curiamo. malattie. Noi ci curiamo e prendiamo tante medicine. A proposito, salutiamo e ringraziamo anche la Giuliana che oggi ci ha rifornito di caramelle per il mal di gola, Per forza. che sono un toccasana insostituibile. E purtroppo però qua noi regista a vedere tutti i giorni giù in radio, nello scantinato, sottoterra e umido, fa freddo, si prendono anche i malani di stagione attacchi come l'abbiamo malani. preso noi. Sì. Vedi, fa così col dito, affermativo. Affermativo. Non è una bella cosa questa che mi state dicendo, perbacco. Allora, caro Vida, ricordiamo il numero degli SMS, ma non prima di avervi anticipato il tema di oggi. Allora, il tema della scorsa trasmissione è stato lingua in bocca in vista del Quirinale e la nuova Grecia, la Grecia di Tsipras, mentre invece oggi parleremo a Roma dell'insediamento oggi che è avvenuto a Roma dell'ex democristiano Mattarella, e mentre quello, insomma, la kermesse romana. Mattarella si chiama il presidente. Mattarella, sì, Io avevo capito Mazzarella. No, quella è una mozzarella, c'entra niente. Ho sbagliato a capirlo. Io ero convinto così, Cioè, vuoi dirmi che io è da sabato che vado in giro a dire che il presidente dell'Italia si chiama Mazzarella, invece è Mattarella, come il Mattarello ma femminile? Bravissimo, sì, ecco, questo sicuramente diciamo un'associazione per ricordarsi. Chiedo scusa scusa accettate. Chiedo scusa umilmente. E poi parleremo anche di ciò che accade in provincia di Milano, ovvero del malaffare che dilaga. Ci collegheremo internazionalmente con Los Angeles, la città ai di confini della Los California. Angeles. Sì, esatto. Ma leggiamo ancora il tweet che ha scritto circa un'oretta fa il nostro segretario federale Matteo Salvini, dove appunto afferma, scrive e sottolinea e denuncia che 2 milioni di oggetti, abiti e giochi contraffatti, pericolosi, sequestrati in magazzini di proprietà dei cinesi a Venezia, a Padova e, caro Villa, anche in Brianza. Sì, nella bella Brianza. Ma l'Unione Sovietica e Europea ci impedisce di difendere il Made in Italy e rinnova le idioti sanzioni economiche contro la Russia, perché in Italia solo la Lega e pochi altri combattono questa Europa. Perché solo la Lega e pochi altri combattono in questa Europa? Perché a me mi pare deve essere una tribù del centro Matanga, una repubblica del Mega. Hai ragione, è quello che penso anch'io ed è proprio così. In una foresta del centro Katanga c'era la tribù dei Vakaputanga. Era una tribù dei Neger del Menga, grande, ciula e balabio. Oh Vakaputanga, ma guarda che razza dei Neger del Menga. E il gran capo batteva la lunga e usava la seppellisci. Al gran capo batteva la lunga che piaceva la donna bislunga e che aveva una mia rotonda che la derivava a chi? Oh Vakaputanga, ma guarda che razza di donna del Menga, quella ti do che la se slunga o se no mi la veri più. E il gran capo batteva la lunga, la fatterò stremissima e fionda, la piazzata nel centro Katanga, per la via destra che usa fu. La chiama la sua donna rotonda, la piazzata nel fondo della fionda, e da una pesciata tremenda, la manda da via cantù. Oh Vakaputanga, intanto che lavora sta donna valenga, la fa una stregoneria tremenda, perché Vakaputanga ti do che la fa più.
in una foresta del centro Katanga c'era la tribù dei Vakaputanga. Era la tribù dei Vakaputanga, caro Villa, ma ricordiamo il nostro numero di SMS per scrivere fin da subito su questi due argomenti del giorno: l'insediamento dell'ex democristiano Mattarella al Colle e dell'affare, del malaffare, non dell'affare, che dilaga nel sud Milano, e argomento che appunto approfondiremo nell'immediato fra pochi istanti con il nostro primo ospite. Quindi il numero è 346 642 7756. Ho visto che c'era una signora che non era pronta col pezzo di carta. Lo ripetiamo? Ripeti. È vero, quella signora là, quella in sì. fondo nell'angolino. 346 642 7756. Questo è il numero che potete utilizzare per mandarci i vostri SMS che noi leggeremo durante il corso di questa puntata. Mentre invece dopo la pubblicità, ma solo dopo la pubblicità, saranno aperte anche le linee allo 0266203529. E allora, caro Vila, in questa finestrella che c'è sopra la nostra testa, dal quale vediamo questo scorcio del cortile di Via Bellerio, riusciamo a intravedere anche che insomma il tempo è un po' quello che è, insomma sta venendo quasi grigio. Stamattina nevischiava. Da me nevicava la chiarella. Nevicava proprio. Sì, è stato per pochi minuti, ma ha nevicato e ha sbiancato un pochino. È in attesa la tempesta, stiamo attendendo, è in arrivo la tempesta, una tempesta che è appunto di carattere meteorologico, che pare debba arrivare domani, ma una tempesta, caro mio, sai chi dice sperando che fine ha fatto, E però una tempesta c'è già stata nel sud di Milano, dalle mie parti, ed è una tempesta anche, diciamo una tempesta di carattere giudiziario, chi da valga ne menga. Ma cosa è successo di piacere? Perché le notizie che arrivano in Brianza sono sempre frammentate e si capisce c'è di mezzo l'urbe, allora si interrompe il segnale. Poi no, sai cos'è? Che quando si vanno a toccare certe parti politiche le notizie non vanno mai date, non vengono mai date in maniera lineare e fluida, vengono sempre mandate in giro un po' alla rinfusa e quindi si capisce davvero poco. E allora la tempesta si è abbattuta a seguito della semestrale di api del luglio del 2013, che ha calcolato un rosso di 47.403.580 euro. Di questi, oltre al dovuto a Monte dei Paschi di Siena, ci sono 2.720.539 euro di debiti tributari. Allora, abbiamo letto sulla stampa, nella fattispecie citiamo scritta dai colleghi del Fatto Quotidiano, che da giorni si naviga sotto traccia, eppure l'inchiesta della Procura di Milano sull'attuale consigliere regionale del Partito Democratico, Massimo D'Avoglio. Scusa, sottolineiamo, del Partito Democratico. Ma è una casualità, Villa. È un caso. Sì. È eletto nel 2013 con oltre 7.000 preferenze. 7.000 non sono bruscolini, No, per i 7.000 sono 1.000 e ancora 1.000. Già, bravo. E io mi ricordo che alla Chiarella, quelli del Partito Democratico che hanno sempre fatto le verginelle, hanno portato come candidato anche Massimo D'Avoglio. Ah, hai capito. Questo giusto così, giusto per dirlo, no? Sta creando appunto questo patatrac una grande agitazione all'interno dei democratici milanesi che temono un nuovo caso Sesto, per il quale è a giudizio l'ex presidente della provincia Filippo Penati, come ben tutti sapete, conoscete. Quindi la storia si ripete. E guarda un po'. Quindi dal 20 gennaio del 2015 D'Avoglio risulta indagato per abuso d'ufficio in relazione ai fatti che risalgono a quando era sindaco di Rozzano. Secondo l'accusa coordinata dal Dipartimento del procuratore aggiunto Alfredo Robledo, D'Avoglio, attraverso alcune delibere, avrebbe autorizzato il pagamento della partecipata AMA ad alcune società, indovinate di chi? Della moglie, dalla società dell'API, attualmente in liquidazione e che si tiene in pancia un buco di 47 milioni di euro. 47 milioni di euro. Sono davvero un sacco. Un crack senza precedenti, nato e costruito sotto l'ombrello politico del Partito Democratico e sotto la gestione di D'Avoglio, sindaco del comune del Milanese dal 2004 al 2013 e per l'appunto da 2 anni consigliere regionale del Partito Democratico. Quindi se lui è stato sindaco di Rozzano dal 2004 al 2013, vuol dire che ha fatto addirittura ben 2 mandati. Assolutamente sì. Ha fatto il primo, si è ricandidato, ha vinto, e ha fatto il secondo.
e non pago, è riuscito anche a farsi eleggere in regione. Questi sono i miracoli della sinistra italiana. Anche forse della buona fede di tanti elettori che hanno visto in lui un qualcosa di nuovo, ma invece questi sono i fatti, si è dimostrato come sono peggio tutti gli altri. Ma approfondiamo la questione con un'altra persona che a Rozzano si è candidata più volte ed è, diciamo, la nostra portabandiera, il consigliere comunale e vicepresidente del Consiglio Comunale di Rozzano, la consigliera Cristina Perrazzolo. Buongiorno Cristina, benvenuta ai microfoni di Radio Padania Libera. Sì, ciao Alessandro, ciao Andrea. Ciao. E buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Padania. Buonasera, benvenuta ancora. Allora Cristina, abbiamo letto appunto dalle pagine del Fatto Quotidiano che insomma la situazione è un po' cupa, è un po' greggina, ma è importante che fare un excursus secondo me sulla vicenda, perché appunto abbiamo letto questo articolo, questo pezzo che appunto era del 29 di gennaio, ma mi pare di aver capito che questa è una storia che parte da lontano. Insomma, quando le prime volte in cui voi avete avuto l'avviso, la sensazione che c'era qualcosa che non andava insomma nella giusta direzione, a quanto tempo fa risale diciamo le irregolarità che avete potuto trovare nel corso di questi anni di consiglieri comunali, di impegno sul territorio come militanti della Lega Nord? Sì Alessandro, allora intanto premettiamo che questo è un comune che è governato dal centro-sinistra ormai da 70 anni. Quello che apprendiamo dagli organi di stampa è quello che hai ricordato tu, quindi l'ex sindaco Massimo D'Avoglio indagato, insieme a lui un direttore tecnico della partecipata AMA e della società Rete, che è un'altra partecipata chiaramente del comune, indagati in questa inchiesta. Certo. E c'è una terza persona di cui non conosciamo il nome che fa parte dell'ufficio tecnico del comune. Allora, l'hai ricordato prima, l'inchiesta parla di atti di abuso d'ufficio. Non sappiamo però ad oggi con precisione su che cosa verta questa inchiesta, perché abuso d'atti d'ufficio, come dire, può essere tutto e può essere niente. Nei quotidiani abbiamo visto richiamare le voci piani di intervento integrato, vendita di terreni a un prezzo per poi rivendita successiva a un prezzo stratosferico, quindi condanno erariale per il comune, e richiamate le partecipate AMA e API. Allora, caro Alessandro, il problema delle partecipate è qualcosa che noi abbiamo, noi come Lega Nord, ma anche altri delle opposizioni, hanno sempre fatto presente in Consiglio Comunale, ponendo all'attenzione dei consiglieri tutto quello che sembrava essere irregolare, chiedendo dei pareri di legittimità, cui però purtroppo non abbiamo mai avuto risposta. Ti dico che io sono consigliere comunale per la prima volta dal 2009, già da subito mi sono accorta che qualcosa non andava nelle carte che arrivavano in consiglio comunale. Abbiamo fatto 2 o 3 esposti come Lega, condivisi da altre forze politiche. Uno era relativo, riferendoci diciamo ad AMA, ad un conferimento di capitale che risale al 9 febbraio del 2010, di cui non abbiamo compreso la natura, cioè non abbiamo capito se era finalizzato al mero conferimento piuttosto che a un ripiano di spese, perché evidentemente si era già creata all'epoca una lacuna, un buco. E nel 2006, quando nacque API, il comune gli aveva praticamente anticipato 1 milione di euro, però stranamente quando nel 2010 viene fatto questo secondo conferimento, noi ritroviamo la cifra del 1 milione di euro nei residui passivi di crediti vantati dalla società API nei confronti dell'ente. Quindi chiaramente questo ci ha fatto sorgere dei dubbi su quello che fosse accaduto. Abbiamo chiesto un parere di legittimità, abbiamo diffidato quella delibera, però non abbiamo avuto alcuna risposta, e ti dico che nonostante gli esposti fatti, neanche gli enti preposti ci hanno risposto nel merito. E avevamo segnalato a suo tempo anche un danno erariale
nel senso che era capitato un cittadino che gli era caduto un albero sull'auto, quindi lui ha riportato dei gravi danni fisici, sia lui che la sua famiglia, danni fisici da rimborsare per 1,5 milioni di euro, però anche lì il pagamento sta avvenendo, diciamo, un po' a carico comune, un po' a carico ad AMA, ma non si capisce perché poi, guardando i contratti assicurativi che erano stati stipulati, si parla all'interno di un atto transattivo che era stato fatto tra le parti di massimali differenti delle polizze, con poi a carico comune una quota successiva con interessi e quant'altro che non capiamo perché a carico comune. Di conseguenza questo se fosse stato a carico invece della compagnia assicurativa, come avrebbe dovuto essere, avrebbe sicuramente in parte abbattuto quello che è il debito comunale. Quindi secondo noi qui c'è stato un danno erariale, anche questo segnalato. Però ti dico, caro Alessandro, che ad oggi noi non abbiamo avuto risposte su queste segnalazioni che abbiamo fatte, ben presenti in Consiglio Comunale, ma non solo, anche agli organi preposti al controllo al di sopra di noi, quali la Prefettura, la Procura della Repubblica e la Corte dei Conti. Questo è un po' un classico, quindi comunque, come vedi una situazione un mi po' sembra che a me. particolare. Come? No, diciamo che questo è un po' un classico, il fatto che dalle istituzioni superiori non arrivino delle risposte in tempi brevi. Ma Cristina, volevo chiederti una cosa, tu che sei una donna che ha un ruolo istituzionale all'interno del Consiglio di Rozzano, ma sei anche e soprattutto una militante della Lega, tu e gli altri leghisti di Rozzano, adesso come intendete procedere in merito a questa questione, anche e soprattutto in termini politici, perché il PD, che è il partito delle verginelle, loro sai, sono sempre quelli della superiorità morale, sono quelli che non commettono mai nulla di illegale e che anzi si riempiono la bocca di illegalità, poi invece si scopre che combinano queste cose. Voi adesso cosa intendete fare sul territorio e anche soprattutto dal punto di vista politico? Allora, guarda, sicuramente noi terremo informata la popolazione sulla situazione a seconda di quelli che saranno man mano nel tempo gli esiti dell'inchiesta, e poi in base a questo valuteremo effettivamente quali azioni intraprendere proprio anche all'interno del Consiglio Comunale. Più volte dico, il Consiglio Comunale è stato, a mio avviso, spodestato di quello che è il suo controllo politico-amministrativo e posto purtroppo davanti a delle scelte predefinite di cui dobbiamo solo prendere atto. Allora, noi sicuramente non aspettano, come dire, emettere delle sentenze, no? Perché questo spetta chiaramente alla magistratura e ai magistrati. Faremo il nostro meglio però per ripristinare diciamo la legalità, almeno nell'ambito del Consiglio Comunale, ecco, per cercare di recuperare quella che può essere ad oggi la delusione dei cittadini. Chiaro, chiarissimo. E senti Cristina, l'ultima domanda in un minuto, prima di concludere questa nostra piacevole confronto, ecco, qui a Radio Padania. Adesso per assurdo, esagero un po', però se tu dovessi scendere dalla cattedra delle istituzioni, quindi diventare la classica cittadina tra i cittadini, nata e cresciuta a Rozzano, insomma, moralmente e interiormente, come ti colpisce questa storia? Guarda Alessandro, è difficile, ti dico la verità, scendere dalla cattedra delle istituzioni perché sicuramente a mio avviso c'è stata una cattiva gestione della cosa pubblica. Da cittadino semplice sicuramente c'è una grossa delusione, perché siamo in un momento già difficile dal punto di vista economico e sociale, siamo vessati continuamente, c'è uno stato di disoccupazione allarmante. E adesso questi fatti purtroppo creano malessere, creano sfiducia in quelle che sono le istituzioni che dovrebbero supportare i cittadini. Quindi la brutta percezione che io ho
sia come politico all'interno del Consiglio Comunale, sia come cittadino, è che dietro ad ogni atto che l'amministrazione fa ci sia sempre un interesse. Purtroppo questo interesse non coincide con l'interesse del cittadino, ma si rivela purtroppo, ahimè, essere un interesse personale. Ora chiaramente noi attenderemo che la magistratura faccia il suo corso e che ci dia delle risposte, chiaramente vedremo poi cosa fare con la cittadinanza. Benissimo, avete sentito la voce del vicepresidente del Consiglio Comunale di Rozzano e consigliere comunale chiaramente di Rozzano, la militante Cristina Perazzolo. Grazie per la tua presenza, Cristina. Magari fra 15 giorni cosa dici? Possiamo provare ad aggiornarci su questo fatto? Vediamo se c'è qualche novità. Alessandro, sicuramente se avremo qualche notizia in più nel merito potremo riaggiornare i nostri ascoltatori. Fantastico, dai, promessa ci aggiorniamo strappata. volentieri allora. Grazie Cristina, Grazie un abbraccio. Cristina, ciao. Grazie, ciao ragazzi, buonasera a tutti. Buonasera a te, ciao. Andiamo avanti con Attenti a quei due, perché è il momento di un'altra delle rubriche più amata ed apprezzata anche e soprattutto da chi ci ascolta da casa e dalla macchina. Esatto, perché non trovo più il foglio. Attenti a quei due, il martedì per 3 minuti si trasforma in Attenti a quei tre con il nostro collega giornalista televisivo di Prima Rete Lombardia e opinion leader Vladimiro Poggi. Buongiorno Vladimiro. Buongiorno a voi tutti cari sudditi della Repubblica. È giusto di Repubblica parliamo perché sabato scorso è stato eletto il nuovo Presidente della Repubblica, ovvero l'ex democristiano Sergio Mattarella. In molti hanno visto in tale elezione veloce e compatta la vittoria di Matteo Renzi e del Partito Democratico. Altri analisti invece hanno riscontrato ancora una volta un sistema politico lontano e distaccato dai cittadini, un sistema vecchio e autoreferenziale. Sarà così? Ascoltiamo il pensiero del Poggi. È proprio così, cari radioascoltatori, perché poi ognuno ha la sua opinione, la sua sensibilità e qui non siamo certamente, come diceva il buon vecchio Bersani, a pettinare le bambole. Diciamo semplicemente che ancora una volta la politica italiana si è distinta per essere lontanissima dal popolo e soprattutto per avere creato ancora una volta un abisso tra il comune sentire di noi cittadini e quella che più che la casta è proprio l'autoreferenzialità fatta a Repubblica. Allora, noi siamo stati di fronte, chi più chi meno, ai teleschermi per vedere in quei giorni questo rituale vecchio, antico, borbonico, assolutamente inefficace ed inefficiente e irrispettoso nei confronti dei tanti drammi e delle tante difficoltà che noi tutti italiani siamo costretti a vivere sempre di più quotidianamente ogni giorno che passa. E quindi alla prima elezione fumata nera e poi era già preventivata la seconda fumata nera ed era preventivata anche la terza, dopodiché dal cilindro del maestro di coro Matteo Renzi è uscita la proposta unitaria che lo vede secondo alcuni analisti come il grande vincitore della politica di Richelieu in Italia. Detto tra noi invece è una mostruosità, perché questo lo ricordiamo e lo ricorderò fino alla nausea, sia come giornalista che come cittadino italiano. È un Parlamento, quindi una Camera dei Deputati e un Senato della Repubblica fatti di esponenti politici, di parlamentari incostituzionali. Perché? Perché eletti con una legge elettorale, il famoso Porcellum, che era ed è incostituzionale, tanto più che la Corte Costituzionale lo ha bocciato come sistema. Allora, questi 600 erotti deputati, comunque, in barba al fatto che sono lì in quanto nominati dalle segreterie dei partiti e da una legge, lo ripeto, incostituzionale, hanno però inscenato questa grande, stupenda farsa tutta italiana dell'individuazione dell'uomo giusto al momento giusto. E chi è? È una persona che, con tutto il rispetto, ha fatto la sua bella carrierona all'interno dello scudo crociato della Democrazia Cristiana. Così, oltre al premier di Margherita provenienza, abbiamo anche il Presidente della Repubblica democristiano, e non fa altro che ripetere il gioco di questa repubblichetta in un momento in cui gli italiani non riescono a mettere insieme la colazione col pranzo e con la cena, non hanno futuro occupazionale,
c'è realmente, signori, la disperazione nelle strade non solo del meridione ma anche del nord Italia, loro non trovano meglio che celebrare questa ennesima pagina repubblicana con tanto di giuramento oggi. Non so se vi è capitato di vederlo in televisione o se eravate a Roma. Ebbene, è stato migliaia di persone tra civili, militari, forze dell'ordine. Vladimiro, scusa, ma abbiamo 10 secondi alla pubblicità e dovremmo chiudere. Intorno a un singolo uomo a rappresentare una repubblica gloriosa che di fatto non c'è più e che deve davvero contrastare non tanto e non solo il terrorismo, ma addirittura quella carenza cronica di futuro che ormai attanaglia le nostre generazioni. Il consiglio da parte di un modesto piccolo giornalista del Nord qual è? Pensate un po' meno alle grandi celebrazioni e le frecce tricolori e pensate a dare qualcosa di più da mettere nella pancia ai vostri cittadini, sudditi, perché prima o poi, lo dico ovviamente con molta preoccupazione, la situazione rischia di sfuggire di mano perché i dati sono sempre più allarmanti e perché Mattarella o non Mattarella l'Italia è destinata a giorni bui se non si fa davvero qualcosa di concreto, di reale, di serio per dare un futuro. Vladimiro, dobbiamo chiudere perché c'è la pubblicità, scusa. Grazie, un abbraccio, a martedì prossimo, con Attenti a quei Grazie due. a voi. Pentadent sostiene la prevenzione. Questo mese il check-up completo non ti costa nulla. Vieni a trovarci. Visita, eventuale panoramica e piano di cure sono eseguiti con la massima professionalità e se la tua bocca lo necessita, potrai effettuare anche una visita specialistica con un nostro ortodontista e implantologo. Scarica subito il coupon prevenzione dal sito pentadent.it o chiama all'800 700 860 800 700 860. Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Adesso su tutta la nostra produzione, saldi, saldi, saldi. Venite a trovarmi, vi aspetto. Mondoflex, reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e ad Esenzano sul Garda. Amici padani, ascoltate cosa può succedere a chi non ha installato Su e Giù. Ciao Luisa, ma cosa ti è successo? Ma lascia sta, per togliere le tende e lavarle sono caduta dalla scala? Ma come? Usi ancora la scala per lavare le tende? Ma non sai che esiste un sistema che fa scendere le tende senza usare la scala? Chiama il numero 02 36 51 64 40. Su e Giù, per non cadere più. www.gmg-srl.net. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Un nuovo modo per sostenere la tua radio. Visita www.radiopadania.net. Nella pagina principale troverai un pulsante Donazione. Ti basta un clic e potrai versare il tuo contributo volontario direttamente online. Potrai donare con ogni tipo di carta di credito, anche prepagata. Ti aspettiamo online su www.radiopadania.net. Sostieni la tua radio con il tuo contributo volontario. Radio Padania Libera. Diamo voce alla nostra gente. La figlia dell'amore, chiamo con dei venti tuoi. Lai da da la 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 la, lai da le mie fede Bentornati a Radio Padania Libera ad Attenti a quei due. Io sono sempre Alessandro Branduardi e io sono sempre Andrea Villa, che anche oggi, come martedì scorso, ha doppiato in diretta il colpo di tosse che avete ascoltato in questo bellissimo spezzone tratto dal film Amici miei. Io scarto uno dei più bei film della storia cinematografica di questo paese. Sì.
la pro italiana a me comunque ti guardano, ti scordi. Faccio fatica a dirla. Io nel frattempo ho scherzato un'altra caramella perché qua non riesco a stare senza tosse. Lui l'ha doppiata la canzone e io rischio di doppiarla tutta. Vorrei fare un saluto, posso? Anche due. Saluto Tino Perego, neoeletto segretario della Lega Nord di Desio, che mi ha appena telefonato, ma non posso rispondergli perché sono in diretta in radio. Tino, fra mezz'ora lo chiami, è libero. Abbiamo un SMS arrivato da un nostro ascoltatore. Allora, anche io pensavo che Mattarella fosse una mummia come Tutankhamon, ma Renzi non era rottamatore? A me sembra che resusciti cadaveri. Vabbè, allora, tra il dire e fare c'è di mezzo il mare, doveva rottamare, invece ha tirato fuori rottami. Invece fa rottami. Già. Ma andiamo subito avanti con la nostra trasmissione, proseguiamo con la nostra consueta rubrica della settimana, che è quella dell'angolo della cultura e della curiosità, perché poi appunto sentiremo un altro ascoltatore, un altro ospite importantissimo, sempre per parlare dell'argomento appunto del rozzanese. Ma appunto allora, come consuetudine, facciamo partire l'angolo cultura e curiosità. Cosa accadde in quel 3 febbraio? Nel 1488 il navigatore portoghese Bartolomeu Dias sbarca alla baia di Mossel dopo aver doppiato il Capo di Buona Speranza all'estremità meridionale dell'Africa, diventando così il primo europeo noto ad essersi spinto così tanto a sud. Nel 1783 finisce la famosissima guerra dell'indipendenza americana e la Spagna riconosce l'indipendenza degli Stati Uniti. Era il 1815. Il famoso formaggio con i buchi, che era una produzione familiare di un prodotto tipico della Valle dell'Emme nel cantone di Berna, verrà prodotto su scala industriale. Infatti oggi viene aperta la prima fabbrica di formaggio in Svizzera. Nel 1830 l'indipendenza e la sovranità della Grecia viene confermata nel protocollo di Londra. Nel 1871 la capitale d'Italia fu trasferita da Firenze a Roma. Nel 1945 c'è la seconda guerra mondiale, lo sanno tutti, l'Unione Sovietica accetta di entrare nel teatro del Pacifico contro l'impero giapponese. Qua sono entrate in gioco le artiglierie pesanti. Sì, il carico di briscola, come si suol dire. Giusto. Un bel caricone di briscola. Sì. Ma andiamo avanti con la nostra amatissima rubrica, perché nel 1957 prende avvio sulle reti Rai il programma nazionale chiamato Carosello. Il Carosello avrebbe dovuto esordire il 1° gennaio, ma ritardò di un mesetto il suo debutto. Andrà così in onda fino al 1° gennaio del 1977, in cui verrà trasmessa l'ultima puntata. Andrà in onda la sera per 10 minuti e così per 20 anni. Trasmise ben 7.261 episodi. Io il Carosello non l'ho mai visto perché sono nato dopo, per cui mi dicono che sono vecchio, ma in realtà non sono così vecchio, però... sì. No, ma aspetta, sentiamo quella, noi possiamo sentire quella? È quella della Susanna, credo. L'orsacchiotto Celestino, poverino, mentre andava nel boschetto, poveretto, cade dentro la palude ed affonda sempre più. Maria Rosa, per favore pensaci tu, cade dentro la palude ed affonda sempre più. Maria Rosa, per favore pensaci tu. Brava, Maria Rosa, ogni cosa sai far tu. Qui la vita è senza rosa solo quando ci sei tu. Va bene, va. Bellissimo però, bellissimo ragazzi. Fantastico. Bellissimo. Andiamo avanti con una notizia un po' più triste che ci porta nel 1959, quando
In un incidente aereo perdono la vita Buddy Holly, Richie Valens e The Big Bopper. Questa data, grazie soprattutto alla hit American Pie di Don McLean, divenne nota come il giorno in cui morì la musica. E la Buddy voce- Holly, una delle voci più importanti del secolo scorso. Sì, e quella che state ascoltando è quella di Big Bopper. Walk and a giggle and a talk. Make the world go round. There ain't nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny. Make me spend my money. Make me feel real loose like a long-necked goose, like a girl. Oh, baby, that's what I like. What's that, baby? But, oh, honey. But, oh, baby, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face and a ponytail hanging down, a wiggle in the walk and a giggle in the talk. Lord, make the world go round, round, round. Che sound, ragazzi! Che sound! Anche oggi la grande musica da Tempo coi due, Spettacolo! E purtroppo la storia della musica è stata funestata da un altro brutto momento, perché nel 1960 a Roma, in un incidente stradale, muore un altro grande cantante che era anche attore, il mitico Fred Buscaglione, del quale state ascoltando la sua voce. Ma non dovresti proprio mai parlare. Sei vuota, sei snob, inconcludente, tu sei decorativa, niente più. Sai camminare dondolando i fianchi mollemente, sbadigli sempre, tu non ti interessi mai di niente. Sei bella, sei chic, evanescente, ma tu sei la donna che vorrei baciare. 1969, siamo ad Al Cairo, dove Yasser Arafat viene nominato capo dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina durante il Congresso Nazionale Palestinese. Nel 1972 vi furono le prime Olimpiadi invernali disputate in Asia e si aprono in Giappone. A Sapporo debuttò il giovane Gustav Töni, che vinse un oro nel gigante e un argento nello speciale. Un mito. E ragazzi, qua invece servirebbe un altro sottofondo un pochettino più politico, un inno dei lavoratori, la marcia dell'Internazionale, o che ne so, l'inno dell'URSS, il vecchio inno dell'URSS, perché oggi, nel 1991, a Roma, in via delle Botteghe Oscure, scusate il colpo di tosse, ma a parlare di certe cose, la tosse viene fuori. Comunque nel 1991, oggi a Roma, in via delle Botteghe Oscure, il segretario Achille Occhetto scioglie il Partito Comunista Italiano dopo 70 anni di storia. Sì. Lo scioglie per sempre, lui ne è stato l'ultimo segretario appunto del Partito Comunista, e questo scioglimento dà via a una sorta di scissione, di divisione di questo vecchio partito, perché infatti se prima era uno solo, adesso ne diventano due, uno è il PDS e quell'altro è Rifondazione Comunista. Entrambi oggi sono praticamente spariti, perché il primo, il PDS, è confluito con la Margherita ed altri nel Partito Democratico, che oggi è guidato dal democristiano Matteo Renzi, mentre invece di Rifondazione Comunista ne abbiamo perso le tracce. Sì, c'è Ferrero che ogni tanto si fa vivo. Robe da prefisso telefonico. Vabbè. Nel 1998 invece un aereo militare statunitense, purtroppo partito dalla base di Aviano, trancia il cavo della funivia del Cermis in Val di Fiemme. L'incidente provocò la morte di 19 passeggeri e del manovatore della cabinovia. Sì. Purtroppo ci tocca ricordare anche queste cose, anche se non è mai bello.
Però andiamo avanti, perché oggi dobbiamo fare gli auguri a tutti i Biagio che ci ascoltano, perché è San Biagio, e voi l'avete mangiato il panettone per proteggervi dal mal di gola tutto l'anno? Sì, quello che tieni via Natale. Certo, Sì. lo apri a Natale e lo mangi a San Biagio. E allora il proverbio di Inchele, a San Biagio si bagna la gula e il nas, e ricordiamo anche quello di ieri, candilera candilera, non d'inverno a Sanfera. Vabbè, speriamo che sia così veramente, anche se aspettiamo una bufera a quanto pare. Aspettiamo. Digli sempre tu non ti interessi mai di niente. E allora ritorniamo a parlare dell'argomento con il quale appunto abbiamo nella prima parte anticipato, cominciato con Cristina Perrazzolo, e vi leggiamo un altro passaggio della stampa, no? Quindi del Fatto Quotidiano, e prendiamo, in cui leggiamo che in attesa degli sviluppi giudiziari ciò che preoccupa ora sono i conti e il buco di Appia, appunto 47 milioni come dicevamo prima. Di questi ben 35 sono con le banche, anzi Villa, con la banca. Che banca è? Che banca è? Con la banca. Posso perché indovinare? Perché la banca principale, dillo tu, indovina chi è. Allora, indovino, potrebbe essere la Monte dei Paschi di Siena. Ma come hai fatto a indovinare? Io non Ho lo tirato so. a caso, che culo. Quindi sarà un caso anche lì. Quindi per comprendere l'intera vicenda bisogna tornare al 2004, quando la prima amministrazione D'Avoglio vara il progetto del teleriscaldamento, inizialmente legato solo ad un nuovo quartiere e in un secondo tempo allargato a tutta l'area di Rozzano. Io aggiungo inutilmente, ma poi capiremo il perché. Titolare dell'operazione è AMA, altra società pubblica che riceve l'incarico dal comune di stendere un progetto sul teleriscaldamento. 2 anni dopo, nel 2006, nasce Appia SRL, una vera società patrimoniale per quanto riguarda gli immobili pubblici. È lo strumento ideale quindi per andare a batter cassa dalle banche. Arrivano così 35 milioni di euro dal Monte dei Paschi di Siena. E quindi, perché il Monte dei Paschi di Siena caccia il grano? Per finanziare il teleriscaldamento. Opera complessa che ha un sacco di fornitori che forniscono merce appunto per questo lavoro qua. E nella cronaca giudiziaria si scrive chi sono i fornitori? Uno su tutti, la Sauter Italia, controllata da Sauter Energia Servizi Milano SRL. Quest'ultima società, chiusa nel gennaio del 2012 e inglobata in Sauter SPA, nasce nel 2007. Tra i soci, nel 2013, compare Vito Ancora, attuale capogruppo del Partito Democratico nel Consiglio Comunale di Segrate. Siamo sempre rimasti in fabbrica, nella ditta. E neanche a dirlo, la signora Laura Tesse. E tu dirai, chi cacchio è la signora Laura Tesse? Io non l'ho mai sentita Ma niente nominare, po' di meno che la moglie dell'allora sindaco di Rozzano, Massimo D'Avoglio. Ma hai capito che coincidenza? Guarda un po'. Ma Villa, sono tutte coincidenze, lascia stare. Malafede, Esatto. Sono. In quel periodo la Sauter Italia fornisce ad AMA strumenti per i controlli elettronici del teleriscaldamento. Il tutto si legge nell'esposto depositato dalla procura, e non di attenti a quei due, della procura, senza che il sindaco abbia mai relazionato al consiglio comunale in merito alle scelte gestionali di merito. Di questa faccenda, un sindaco, adesso lasciamo stare per esempio, un sindaco che non va in consiglio comunale a relazionare su una cosa del genere non è un buon sindaco. Ne parliamo con il militante storico di Rozzano, l'onorevole Marco Rondini. Buongiorno Marco. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Ciao. Ecco Marco, allora potrebbe essere che ci troviamo di fronte ad un altro caso Sesto. Nel frattempo Vincent, apriamo le telefonate, così se qualche ascoltatore vuole fare qualche domanda o dire la sua, allo 0266203529. Marco, un altro caso Sesto allora? Tra l'altro il titolare dell'inchiesta, ritroviamo ancora il nome del magistrato Alfredo Robledo, che indaga su questa questione. Diciamo che ci sono sicuramente delle similitudini rispetto al sistema Sesto contestato a Filippo Benassi. Noi abbiamo appreso, il pubblico ha appreso dell'inchiesta attraverso la stampa.
sono sicuramente delle similitudini, chiaro è che rimaniamo in attesa di scoprire gli sviluppi dell'inchiesta. È sicuramente diciamo poco casuale che siano finiti al centro di un'inchiesta giudiziaria, soprattutto a causa dell'allegra gestione delle partecipate di Rozzano, perché se è vero che magari l'inchiesta non riscontrerà rilevanza penale negli atti compiuti dall'amministrazione o da chi aveva il compito di gestire le partecipate di Rozzano, è altrettanto vero che è un dato di fatto che ci sia un buco di 47 milioni di euro. 47 milioni di euro che naturalmente andranno ripianati in qualche modo, magari attraverso le tasse che verranno aumentate ai cittadini. Certo. Quindi il dato di fatto è incontrovertibile, al di là degli aspetti che possono avere rilevanza dal punto di vista giudiziario ed eventualmente penale, è questo buco. Ecco, il sindaco non ha mai voluto relazionare il Consiglio Comunale in maniera trasparente sulla cattiva gestione delle partecipate del Comune di Rozzano e oggi si trova al centro di un'inchiesta. Noi quello che contestiamo al sindaco di Rozzano, l'ex sindaco di Rozzano, è sicuramente la cattiva gestione della cosa pubblica, che torno a dire non conosciamo se possa avere o meno rilevanza dal punto di vista giudiziario o penale, ma sicuramente è una cattiva gestione, perché altrimenti i rotanesi non si ritroverebbero con un debito di 47 milioni di euro. Ecco, perfetto Marco, quindi per un sindaco vecchio che se n'è andato e che ha lasciato quello che ha lasciato, ce n'è anche uno nuovo. C'è un sindaco nuovo che, come sempre, dice di non sapere nulla di quello che è successo in passato, come ha dichiarato un po' anche Marino sul caso di Roma Capitale. Non ha visto niente e non sa niente. Ormai è diventata una litania all'interno del Partito Democratico. Marco, ma secondo te com'è possibile che tutti questi sindaci non si accorgano di tutto quello che gli succede sotto il naso? Non si accorgono mai di niente questi. Ma lì è giustamente, come sottolineate voi, è un mantra che si sono abituati a ripetere nel momento in cui gli viene contestata magari l'allegra gestione della cosa pubblica, piuttosto che magari non aver visto il mare che gli passava sotto il naso, come è nel caso del sindaco Marino. Per quanto riguarda la questione di Rozzano, sicuramente l'attuale sindaco che aveva la delega alle partecipate nella passata amministrazione a guida D'Avoglio dovrà spiegare come mai c'è un buco di 47 milioni di euro. Scusa, l'attuale sindaco nella giunta D'Avoglio era assessore con delega alle partecipate. Sì, esatto. E non siamo accorti di niente. Vedi, fantastico. Fantastico, davvero. Davvero. Esatto, appunto, quindi non può dire che ma può essere che possa dire che non c'entra nulla, ma il fatto che avesse quella delega depone a suo sfavore, nel senso che o non se n'è accorta o è un cattivo amministratore. Certo, anche perché questa è una delega importante ed è una delega che aveva in mano lui e quindi doveva vedere o capire se c'era qualcosa che non andava. Poi evidentemente o non si è accorto oppure non ha voluto accorgersi. Io mi permetto di dire, Villa, il fatto di non accorgersi magari da un punto di vista giudiziario è meno grave, ma da un punto di vista di rapporti politico con i cittadini è parimenti grave quanto chi questi soldi li ha fatti sparire, perché tu sei lì, che cosa sei lì a fare se non ti accorgi di nulla? Sì, più che altro perché hai la delega specifica. Io posso capire altri assessori con altre deleghe che, vabbè, non essendo competenza loro potevano anche non sapere, però in questo caso abbiamo una telefonata. Due. No?
sono cadute, abbiamo 2 minuti alla fine della chiusura, alla fine di questa puntata, 2 minuti alla chiusura, quindi siamo proprio addirittura d'arrivo. Marco, a questo punto, come dicevamo con Cristina prima, ti strappiamo una promessa, magari fra 15 giorni proviamo a riaggiornarci per vedere se ci sono delle novità su questo fatto. Sì, noi direi confidiamo che la magistratura faccia al più presto, faccia progredire l'inchiesta. Naturalmente noi rimaniamo dell'opinione che l'avversario politico va battuto all'interno dell'urna, però sicuramente il dato di fatto che è incontrovertibile, c'è questo buco di 47 milioni di euro, depone a favore di una cattiva amministrazione che sicuramente, lo avrete ricordato, governa in maniera continua da 70 anni la realtà di Rozzano. Prima era il Partito Comunista, poi c'è stato il DS, poi il PD, e quindi sempre con una sorta di continuità, e che si fatica a non credere che chi rimane per così tanto tempo al potere non gestisca i poteri in maniera clientelare. Perché sappiamo che le cose purtroppo vanno così. Benissimo. E quindi il giudizio comunque politico sull'ex sindaco D'Avoglio, ma anche sull'amministrazione che l'hanno preceduto, è sicuramente pessimo e negativo. Marco, ti dobbiamo salutare perché siamo arrivati proprio al termine anche della puntata di oggi, purtroppo. Noi ti ringraziamo per essere stato con noi e, come detto, spiegato prima, magari ci raggiorniamo tra un 15 giorni, un po' di settimane, per fare ancora il punto della situazione su questa vicenda. Un saluto e un abbraccio all'onorevole Marco Rondini, grazie e buon lavoro. Buon lavoro anche a voi e buona serata a voi e a tutti i radioascoltatori. Grazie. Ciao. E purtroppo anche oggi siamo arrivati addirittura d'arrivo. Prima però cominciamo a mandare la sigla in sottofondo. Cosa facciamo, visto che siamo alla fine, siamo proprio alla fine. Leggi. Al posto dei danni del Sermis D'Alema si fece dare la Barardini, BR Gianni da Brescia. Questo era l'ultimo messaggio che ci è arrivato oggi. Vincent la regia ci fa ciao con la manina, quindi noi salutiamo tutti i nostri gentili ascoltatori e ci vediamo martedì prossimo. Copritevi, curatevi soprattutto perché fa freddo, ma soprattutto tutta settimana ricordatevi sempre di rimanere attenti a quei due. Avete ascoltato? Attenti a quei due.